Dottore. Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre, oggi tanta la cronaca, tante le notizie. Andremo nel Vicentino dove oggi è stato inaugurato l'ultimo tratto della Pedemontana con la presenza del ministro Salvini e del presidente Zaia. Parleremo di cronaca con i funerali domani di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa dal kosovaro che ora si trova in carcere a Santabona. Da oggi poi a Castelfranco, dove si terrà il funerale di Vanessa, saranno spente tutte le luci natalizie in segno di lutto, poi serande domani invece abbassate nei 6 comuni della Castellana e lutto regionale. Ma anche purtroppo torniamo a parlare di violenza e abusi sulle donne, perché la polizia di Padova ha arrestato il giorno di Natale un uomo che aveva ricattato una giovane studentessa per costringerla ad avere un rapporto sessuale. Fotografata nuda in doccia e ricattata per costringerla ad avere un rapporto sessuale, la terribile storia è capitata il giorno di Natale ad una ventenne di origine libanese residente a Padova. Qualche giorno prima di Natale la ragazza aveva conosciuto in rete un giovane e aveva iniziato a chattare con lui, un 27enne magazziniere che si era dimostrato fin dai primi messaggi gentile e affettuoso. La studentessa l'aveva così incontrato in centro a Padova il giorno della vigilia di Natale e poi si erano nuovamente dati appuntamento per la sera a casa di lei. Durante la cena però la ragazza ha cominciato a sentirsi male, il 27enne le aveva consigliato di farsi una doccia. A quel punto, mentre lei era in bagno, il giovane ha tentato un approccio fisico cercando di entrare in doccia e soprattutto fotografandola mentre lei era svestita e toccandola nelle parti intime nonostante il suo netto rifiuto. Nonostante il malessere sempre più forte, la ventenne però era riuscita ad allontanare e bloccare il suo aggressore facendolo uscire di casa. Poche ore dopo però è iniziata per lei una nuova odissea. Il 27enne ha cominciato ad inviarle messaggi minacciandola di divulgare le foto di lei nuda sotto la doccia ad amici e familiari se la ragazza non avesse avuto un rapporto sessuale. Messaggi, ricatti e minacce durate per tutta la notte, fino a quando la studentessa, esasperata e terrorizzata, si è rivolta la mattina di Natale alla polizia per denunciare tutto. I poliziotti della squadra mobile sono riusciti così a risalire all'identità e al domicilio del giovane molestatore. Gli agenti lo hanno trovato intento a scrivere i suoi messaggi minatori e lo hanno arrestato. In casa aveva anche 25 grammi di marijuana, 2 pistole giocattolo e 2 grossi coltelli a serramanico, tutto sequestrato dagli agenti. Ci spostiamo ora a Verona perché è morto la scorsa notte dopo una settimana di agonia l'elettricista 47enne Francesco Sinico, vittima di un incidente sul lavoro lo scorso 20 dicembre nel Veronese. L'uomo caduto dall'alto, precipitato per 6 metri mentre stava sistemando alcuni punti luce in un'azienda di legnami, è stato trasportato poi in gravissime condizioni all'ospedale Borgo Trento, ma purtroppo è morto nelle ore scorse. I familiari hanno deciso la donazione degli organi. Ed ora io la vedo sul nostro schermo, la nostra Edi Kaliman che si trova... Intanto buongiorno Edi. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Guarda, introduco io, non ti preoccupare Daniela, siamo a Villa Guidini, in via Guidini, vicino a Villa Guidini, a Zero Branco, in compagnia di Walter Tegon, Adriano Barbazza del capogruppo Alpini Zero Branco e Loris Battilana. Perché? Perché la notte tra il 25 e il 26 dicembre un gruppo di vandali ha devastato questa zona, una zona molto conosciuta dagli abitanti e cittadini di Zero Branco e delle zone limitrofe, una zona appunto dove c'è questa importante villa veneta, dove ci sono campi da tennis, postazioni per il tiro con l'arco, ma soprattutto la sede degli alpini di Zero Branco, e è stata vandalizzata con tutta questa zona, la casetta degli alpini in primis. Ci facciamo raccontare innanzitutto da Loris, che ha trovato per primo gli effetti di questi atti vandalici, quando e cosa è successo, come ti sei accorto di tutto?
Allora, in realtà sono stato avvisato verso le 5:30 del pomeriggio del giorno 25 da una chiamata dove un passante si è accorto del disagio che era avvenuto, quindi da quello che possono essere i danni fatti alle casette vere e proprie sull'illuminazione, su tutti i cristalli dei camion che erano parcheggiati qua in occasione del villaggio di Natale per il Luna Park, e di tutto quello che erano le transenne distese per terra, staccionate rotte e altri danni che sono immensi, quindi effettivamente porte da calcio che sono state completamente divelte nell'area del calcio, dei campi da calcio praticamente, e nell'area parcheggio appunto c'erano tutte le pietre buttate in giro e tutta la parte delle panche appunto distese per terra. Noi siamo sotto lo stemma degli alpini, uno stemma che era stato anche questo tolto e Walter l'ha prontamente rimesso a posto questa mattina. Io chiedo ad Adriano invece di farci vedere quali sono i danni e di raccontarci che cosa è successo alla casetta. Allora, in primis, come siamo arrivati qua, abbiamo visto tutte quanti le maniglie, praticamente tutte le maniglie tutte rotte, e dopo qua abbiamo visto qua c'è qua il vetro della nostra bacheca rotta, e se andiamo dietro ci sono tutte quante le lampade rotte, e in primis sono tutte le maniglie rotte. Secondo me non sono venuti, come ho detto ieri sera, non sono venuti per rubare, sono venuti solamente per far danni solo e basta. Perché se vedete qua, questa la lampada qua, cosa interessava a loro a romperla, perché? Perché è una lampada che ha un costo minimo di 40-50 euro. Questi qua li dobbiamo prendere noi come spese. Speriamo che il comune ci aiuti. Allora, qui c'è la porta della nostra caldaia, anche questa qua c'è un problema che non siamo, vero Walter? Non siamo capaci di riuscire di aprirla. Speriamo che adesso Walter qua ce la faccia ad aprire. Qua lo stesso, qua abbiamo questo vetro rotto, anche questo. Qua più avanti qua un'altra lampada rotta, cioè hanno fatto un po' un casino, un disastro solamente per romperla sola. Questo hanno provato di entrare, ma secondo me con un cacciavite potevano entrare benissimo, non potevano entrare, però non hanno voluto entrare, non sono riusciti, non hanno voluto entrare, perché se entravano facevano danni e non pochi. Qui abbiamo un'altra lampada lo stesso, rotta anche questa. Questa qua la maniglia siamo riusciti ad aprire anche questa qua un po' alla volta, guardate, vero? E poi qua c'è un'altra lampada, cioè ci sono danni e basta, danni un po' dappertutto. Danni che prima parlavamo di centinaia di euro. Allora abbiamo fatto un calcolo, vero Walter, su 600-700 euro di danni. Beh, insomma, speriamo, sì, comunque noi abbiamo fatto un'occhiata così, 600-700 euro di danni. Come ho detto, speriamo che qualcuno ci dia una mano, perché con noi alpini cosa facciamo? Cioè, non abbiamo questa proprietà di soldi, insomma, speriamo che qualcuno ci aiuti. Lanciamo anche un appello, quindi. Madonna, l'appello è sempre aperto per gli alpini, sai che gli alpini hanno sempre bisogno di un po' di soldi, veramente. Spero che qualcuno ci dia una mano, e altrimenti faremo quello che possiamo fare e via. Ecco. Mi rivolgo a Loris. Quanti secondo te erano? E mi dicevi che è stata notata una macchina che si è fermata qui circa 2 ore. Sì, diciamo che dalle telecamere, dopo saranno i carabinieri che logicamente dovranno vedere, si è fermata una macchina verso le 10:22 la sera del 25, ed è tornata verso l'1 di notte. Quella è l'unica cosa che abbiamo saputo nell'immediato così. Danni, come parlava Adriano, sono stati fatti non solo alla casa degli alpini, c'è la casa dei Colmei, dove è stato fatto un altro danno sicuramente da qualche 300-500 euro più o meno. Sono tutti i camion appunto dei nostri amici del Luna Park che sono stati divelti, tutta l'area diciamo degli arcieri dove hanno divelto gazebi, staccionate, cioè i danni qua si parla quasi di un 20.000 euro di danni totali. Sono passati anche davanti dal ristorante dove in questo senso non hanno fatto danni nel ristorante, ma hanno gigantografia di Babbo Natale che avevamo messo, e hanno rotto anche i serramenti dei magazzini della biblioteca proprio comunale.
Daniela, da Zero Branco questa è la situazione, se hai domande da studio. No, va benissimo Edi, abbiamo capito purtroppo l'ennesimo atto vandalico che davvero lascia un amaro in bocca, non solo per gli alpini ma davvero per tutti, perché sono atti che non hanno nessun senso. Noi speriamo davvero che i carabinieri riescano a rintracciare i vandali e che paghino insomma di tasca loro i danni che hanno fatto. Grazie davvero Edi, grazie e ringrazio anche i tuoi ospiti. Noi quindi andiamo avanti sempre con la cronaca. Non ce l'ha fatta la donna che era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale la mattina del giorno di Natale sulla A14 nei pressi del casello di Imola in direzione nord. Anna Maria Tombola, 78 anni, originaria di Spresiano, è morta all'ospedale maggiore di Bologna dove era ricoverata in rianimazione. Era da sola alla guida di una Kia che per causa al vaglio della Polstrada intorno alle 10:30 del 25 dicembre era improvvisamente finita fuori strada ribaltandosi nel prato. La donna era probabilmente diretta ad un pranzo di Natale. Sull'auto i soccorritori hanno infatti trovato diversi pacchi e regali. Ed ora invece ci spostiamo a Mestre, dove per noi, la vedo sullo schermo la nostra Anna Maria Parisi, perché nel parco di Villa Querini è diventato insomma un deposito di bici rubate. Anna Maria, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, è questa la notizia, ma la notizia è che il parco di Villa Querini, che è diventata a sua volta sede di moltissimi uffici comunali, cioè degli assessori che è qui a Mestre, è diventata questa sede deposito di biciclette rubate, non soltanto di biciclette rubate ma anche meta dei ladri di biciclette che si danno appuntamento e si ritrovano proprio qui, divenuto il loro raduno. Ecco, ci troviamo praticamente in centro a Mestre, a 2 passi da noi Piazza Ferretto. Ecco, con le immagini di Alberto Pivetta vediamo la trafficatissima via Circonvallazione e di fronte a noi la villa in questione, Villa Querini, come dicevo divenuta sede mestrina di tantissimi uffici di assessorati del Comune di Venezia. E qui sta la notizia è che Villa Querini si trova a 2 passi da uno dei buchi neri di Mestre, l'ex ospedale Umberto I, che insiste proprio su via Circonvallazione, è divenuta una strada trafficatissima. Con Alberto, se riesci a girarti ancora gentilmente, vediamo tutta la transenna a ridosso del fiume che ancora persiste, con i lavori che non sono stati ultimati perché dovevano riqualificare l'area con le rive che stavano franando, ma questo per permettere la costruzione della pista ciclabile, che oltretutto non viene nemmeno utilizzata dai ciclisti che preferiscono andare dalla parte opposta. Qui sono state posizionate anche delle telecamere, ce ne sono diverse, una proprio di fronte a me, dietro al parco giochi dei bambini. Ecco, adesso Alberto Pivetta la inquadra. Certo è che se nemmeno le telecamere fungono da deterrente, c'è da chiedersi tra tristezza e perplessità se non è il caso di posizionare anche delle guardie a ridosso delle telecamere. Ecco, qui vediamo ci sono i bambini che stanno giocando nel playground, nell'angolo giochi con le famiglie, altra gente che si dà appuntamento, bambini in carrozzina seduti con i genitori, tanta gente che viene qui e sosta. In fondo ci sono anche dei senza tetto con biciclette. La notizia è che sono state ritrovate decine e decine di biciclette rubate proprio qui dove sostiamo noi. E quindi non resta che capire se adesso verranno aumentati i controlli di sorveglianza e vigilanza al di là delle telecamere che evidentemente non vengono utilizzate come monito anche per i ladri. Daniela, da qui, da Mestre, da Villa Querini, dal parco di Villa Querini è tutto, la linea torna a San Biagio.
Grazie davvero Anna Maria, grazie. Noi andiamo avanti sempre con la cronaca e andiamo a Padova, dove sono state evacuate 2 famiglie ieri ad Albignasego per una fuga di gas. Si è risolta nella tarda serata di ieri la fuga di gas che ha messo in allarme un'intera via dal Albignasego. Il forte odore di gas aveva gettato nel panico i residenti di via Manzoni, che sono subito usciti in strada. I vigili del fuoco, intervenuti da Padova con le squadre specializzate, hanno individuato la causa nella rottura di un tubo del gas metano di media pressione. Hanno circoscritto la zona, chiudendo la via con le transenne, e hanno fatto evacuare 2 famiglie a scopo cautelativo. Ed ora a Verona, dove sono iniziate questa mattina nel quartiere di Parona le operazioni di disinnesco di una bomba americana risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovata durante i lavori in un cantiere. Interessati all'evacuazione 2.828 residenti nell'area di 750 metri attorno alla zona in cui è stato rinvenuto l'ordigno del peso di circa 1.000 libbre, una quindicina le attività commerciali ricomprese nel raggio da sgombrare. L'operazione dei militari dell'esercito, 8° reggimento guastatori della Folgore di Legnago, dureranno per circa 9 ore. Dunque è iniziato questa mattina un'operazione che durerà circa 9 ore. Ed ora continuiamo invece con la cronaca nel veneziano. Picchiato selvaggiamente ferito alla testa per una sigaretta negata, è accaduto a Mestre. L'aggredito, un 69enne ex lagunare, è lo zio di Lorenzo Nardelli, il bagnino 32enne picchiato a morte lo scorso agosto dai cugini Rasu, ora in carcere. Poteva capitare anche a me, dice tra le lacrime lo zio. Ha ancora tutti i segni dell'aggressione? Anche da quest'occhio qua? Sì. Tutti e 2 gli occhi? Sì, miracolo che non li abbia persi. Ferito alla testa, preso al collo e buttato a terra per una sigaretta negata. Il giorno dopo la violentissima aggressione subita a Santo Stefano, Giuseppe Pizzati, 69 anni, ex sergente maggiore, incursore dei Lagunari, continua a piangere. Piange al pensiero della violenza subita appena sotto casa, in via Riecimetto, tra la Milanese e la Gazzera a Mestre. Sì, perché non è giusto approfittarsi di una persona anziana. Preso a botte, minacciato e ferito alla tempia alle 10 del mattino all'interno del bar alla chiesa, accanto appunto alla chiesa di Santa Barbara. Il suo aggressore, un italiano tra i 25 e i 30 anni, mai visto prima, dice Giuseppe, per tutti i bepi. Poi, quando mi ha dato una sigaretta, io non ne avevo. E lui è scatenato in una furia infernale. L'aggressione nel bar gremito di gente tra l'indifferenza generale. Ma nessuno è intervenuto a darle una mano? No. C'era gente al bar in quel momento? Sì. L'hanno lasciata lì per terra? No, mi sono tirato solo. Quindi la sua chiamata di aiuto ai carabinieri, giunti subito sul posto con 3 gazzelle, insieme ai sanitari della Croce Verde, che lo hanno curato all'istante. Un'aggressione che ha profondamente ferito nell'animo Giuseppe, persona fragile anche fisicamente, con tante patologie e già fortemente provata dalla recente violenta morte del nipote Lorenzo Nardelli, 32 anni, ucciso di botte senza pietà lo scorso 9 agosto nell'ascensore del palazzo di via Rampa Cavalcavia, sempre a Mestre. Lorenzo aveva un appuntamento con una donna quella sera, ma è entrato per sbaglio nell'appartamento dei cugini Radu e Marin Rasu. Lo hanno picchiato per ammazzarlo e ora sono in carcere per omicidio volontario. Abbiamo parlato spesso dei controlli da parte delle forze dell'ordine lungo le strade per cercare di arginare il fenomeno degli incidenti stradali. Sentite cos'è accaduto a Padova. Guidava a folle velocità in autostrada con una bambina senza cinture di sicurezza. La polizia gli ha ritirato la patente.
204 km/h, la fotografia del rilevatore di velocità cristallizza la folle corsa della BMW sorpresa dai controlli della Polizia Stradale di Padova lungo la A4 all'altezza dell'area di servizio Limenella. Alla guida dell'auto con targa tedesca un 25enne albanese. L'uomo stava guidando superando di ben oltre 60 km/h, il limite consentito per legge dei 130 km/h. Per di più in auto con lui viaggiavano altre 3 persone e una bambina di 4 anni che al momento del controllo non era seduta sul seggiolino ed era senza cintura di sicurezza. La polizia stradale è riuscita a fermare l'automobilista a 30 km di distanza dal punto di rilevamento. Per lui è scattato il ritiro della patente. E lasciamo per il momento la cronaca e parliamo di un appuntamento importante questa sera a Villorba alle 21, infatti con ingresso gratuito al Palateatro di Fontane. È in programma il gran concerto di fine anno dell'Orchestra Filarmonia Veneta diretta dal maestro Massimo Raccanelli. In prima assoluta per il territorio veneto il concerto voluto dall'amministrazione comunale di Villorba apre le danze alle celebrazioni di fine anno per portare un messaggio di pace e serenità alla cittadinanza. Il programma è un viaggio musicale tra la lirica tedesca e il mondo viennese, tra la tradizione dei valzer e la leggerezza dell'operetta per far rivivere tutta l'emozione delle grandi feste di inizio anno. Ospiti il soprano Claudia Ceraulo e il mezzosoprano Karin Oyan. Appuntamento dunque alle 21 al Palateatro di Fontane di Villorba. Ed ora parliamo del Capodanno. In centro a Treviso botti e fuoco d'artificio vietati dal 30 dicembre al 7 di gennaio per la sera e notte del 31. Predisposti un'ordinanza anti-alcol e dei varchi di accesso in Piazza dei Signori per lo spettacolo di fine anno. La nostra comunità è composta da 86.000 persone e 42.000 animali d'affezione. Credo che nel 2023-2024 ancora festeggiare con i botti sia abbastanza anacronistico, è pericoloso per le persone perché ricordo poi tutti i passaggi in pronto soccorso delle persone ferite dai petardi, ma soprattutto è una celebrazione che altera anche il benessere psicofisico degli animali. Sono queste le ragioni che hanno spinto il sindaco Mario Conti a firmare l'ordinanza per vietare dal 30 dicembre al 7 gennaio l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di petardi. Un atto di responsabilità, ribadisce il sindaco, nei nostri confronti e per quella dei nostri amici a quattro zampe. In collaborazione e in concerto con la questura che si occupa di ordine pubblico valuteremo la possibilità o meno di vietare per esempio le bottiglie di vetro, di vietare gli alcolici in alcuni quadranti della città, proprio perché non si vuole limitare la festa, ma si vuole rendere una festa sicura e una festa per tutti, per i più piccoli, per le famiglie, per i bambini, per le persone anziane, senza aver timori di trovare persone ubriache o situazioni pericolose. Non solo Capodanno ma anche Epifania. Il primo cittadino di Treviso avverte che la possibilità di bruciare i panelin dipenderà dalle condizioni dell'aria. L'ordinanza antismog che stabilisce chiaramente quelle che sono le regole e soprattutto le fasce di tutela qualora gli sforamenti di PM10 dovessero superare una certa soglia. Nel caso in cui la fascia di sforamenti sia verde, i panevin saranno autorizzati, nel caso di fascia arancione e rossa non saranno autorizzati. Il problema sta che noi riusciremo ad autorizzare e valutare la fascia di appartenenza in quel periodo soltanto 48 ore prima, quindi l'appello che faccio a tutti coloro che volessero organizzare è di essere molto prudenti. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio con altri collegamenti ma anche con altri servizi di cronaca. Siamo tornati nuovamente in studio con la nostra prima edizione e torniamo a parlare di cronaca e parliamo di furti. Ne abbiamo parlato anche ieri, nelle ore scorse. Di nuovo i ladri hanno colpito ancora e questa volta con i proprietari in casa. Raid a San Biagio di Callalta dove hanno rubato i ricordi di una vita. Il racconto delle vittime tra lacrime e paura. In cucina. Io finì di mangiare e dopo sono venuta fuori e quando sono andata per attaccare il scaldasonno a mio marito mi trovava, ma sarà stata manca 27, sui 7 così, sui cassetti.
ruma su cosita e basta. Antonia, 82 anni, è ancora scossa. I ladri hanno visitato la sua abitazione mentre si trovava in casa con il marito 90enne. Per raggiungere il primo piano ed entrare in camera hanno usato anche questa scala che si trovava in un ripostiglio in cortile. Un'azione di pochi minuti, giusto il tempo di arraffare l'oro e i gioielli, comprese le fedi. L'unica consolazione non esserseli trovati davanti. Mio figlio gli ha detto: mamma, a saperda che se teneva dentro chi era là, può darsi che ti fece peso. E così. Copione analogo poco distante, subito dopo, sempre in via Bosco a Rovare di San Biagio. Anche qui in casa ci sono marito e moglie, stanno guardando la televisione in sala, sono circa le 8 della sera. Non sono rimasti in casa più di 20 minuti, perché io alle 8:20 mi sono alzato per ritornare in bagno a farmi la doccia. I ladri stavolta entrano da una finestra sul piano terra e probabilmente si tolgono anche le scarpe per poi dirigersi verso la zona notte. Sul davanzale le tracce del passaggio. In una camera trovano una pistola scacciacani, in un'altra i gioielli di famiglia. Tutto l'oro che avevo regalato alla moglie quando eravamo fidanzati. È un ricordo e quello fa male più del valore. Devo ringraziare il Signore che anche insieme alla moglie abbiamo detto fortunatamente è andata bene. È andata bene da un lato, è andata bene perché la salute vale più di tutto il resto. Per tutti una notte insonne a San Biagio e dalla vigilia di Natale che si susseguono colpi compiuti e tentati da Fagarè a Via Madonna. Tra i residenti c'è chi installa o controlla i sistemi antifurto, ma l'allarme è generalizzato. Le zone ormai sono battute tutte quante, non si sa neanche come potersi difendere. Sicuramente la gente ha paura, ma come si difende? Come ci si difende da queste cose qui? Non auguro a nessuno un'esperienza del genere, perché fa male veramente. Non sei più sicuro in casa tua. Entrano come vogliono e fanno quello che vogliono. Difficile anche per noi raccontarvi, vedete, la disperazione poi dei proprietari, perché non solo l'irruzione e la paura per i ladri che entrano in casa quando i proprietari sono all'interno della propria abitazione, ma anche il fatto che portano via quelli che sono i ricordi davvero di una vita. E vi avevo parlato prima del disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale nel Veronese. È arrivata la notizia ora che si sono concluse con largo anticipo rispetto al previsto le operazioni di disinnesco, quindi le quasi 3.000 persone, i residenti sfollati da questa mattina presto possono fare ora ritorno nelle loro abitazioni. È tornata alla normalità anche la circolazione ferroviaria sulla linea del Brennero e la viabilità ordinaria. L'ordigno verrà fatto brillare dagli artificieri dell'esercito in una cava a Somma Campagna nel Veronese. Ed ancora una notizia di cronaca che arriva dal veneziano. La squadra mobile della questura di Venezia ha arrestato una persona sospettata di spaccio di eroina destinata alla piazza dello spaccio di Mestre e hanno sequestrato nella sua auto circa 2 kg di droga. I poliziotti si sono insospettiti dai movimenti dell'uomo ed hanno quindi deciso di fare un controllo più accurato e da qui hanno trovato questi 2 kg di stupefacente nascosto nell'auto all'interno del veicolo, la cui vendita sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato molte migliaia di euro. Ed ora andiamo a Padova perché ha suscitato non poche polemiche il cartello comparso sulla bacheca di una chiesa del centro di Padova che invitava i fedeli a non fare l'elemosina ai poveri. I fedeli sono pregati di non dare l'elemosina ai mendicanti in chiesa e nemmeno nei dintorni. Il cartello nella bacheca della chiesa di Santa Lucia in pieno centro a Padova nei giorni che hanno preceduto il Natale ha creato non poche polemiche in città. Un avviso che ha stupito e fatto discutere visto che è apparso nel giorno dell'antivigilia di Natale soprattutto nella bacheca di una chiesa, luogo d'eccellenza della carità.
Nella zona gravitano alcuni mendicanti che sostano nei gradini della chiesa, che è sempre aperta per accogliere i fedeli anche fuori dagli orari delle celebrazioni. Stupito e scandalizzato di questo messaggio si è detto Don Albino Bizzotto, che ha fondato l'associazione Beati Costruttori di Pace. Sul fatto è intervenuto anche Don Giovanni Brusdegan, teologo e rettore della Cappella Universitaria di San Massimo a Padova. Mi pare corretto da parte mia intanto precisare che bisognerebbe chiedere direttamente, conoscere meglio il caso, il contesto. Ciò non toglie però che dobbiamo fare delle valutazioni molto importanti, molto serie, perché per noi amare il prossimo, aiutare chi ha bisogno, vedere Gesù nell'altro fa parte costitutiva, alternativa e profetica del messaggio cristiano. Quindi prima che possiamo disdire questi precetti, questo comandamento nuovo di Gesù, dovremo avere delle motivazioni molto importanti. Il confine è tra il diritto e il dovere di amare, che non ci viene mai tolto, e quello della paura, dell'insicurezza, della garanzia di essere, per così dire, rispettati. Nel contesto specifico io credo che i dintorni non siano nelle mani della giustizia di un'eventuale parrocchia, chiesa, ma vadano vigilati da chi di dovere. Bisogna che stiamo attenti nel nostro paese di non cadere nella dabbenaggine, ma nello stesso tempo di non perdere l'educazione al rispetto, alla dignità di ciascuna persona, indipendentemente dal colore, dalla religione e dallo stato che sta vivendo. Ed ora una notizia che arriva da Padova, una brutta disavventura per una 51enne vicentina a passeggio in Prato della Valle, fondamentale l'intervento degli agenti di una volante della polizia. Una storia che potrebbe essere uscita da un racconto di Natale. Era il giorno di Santo Stefano quando una donna vicentina stava passeggiando in Prato della Valle a Padova con un'amica e la sua cagnetta Kimi, una meticcia di 13 anni. All'improvviso l'animale ha avuto un mancamento, sembrava quasi morta, ha riferito la donna. Subito si è formato un capannello di persone, cosa che ha attirato l'attenzione degli agenti di una volante della Polizia di Stato che si sono avvicinati per capire cosa stesse succedendo. Hanno trovato la donna in lacrime che ha spiegato loro che la povera bestiola aveva avuto un malore, ma lei non aveva un'auto per portarla da un veterinario. Gli agenti hanno quindi proposto di accompagnarla con la volante in una clinica veterinaria all'Arcella. La cagnetta è stata quindi presa in cura dai veterinari che l'hanno rianimata e le hanno salvato la vita. La donna ha quindi ringraziato gli agenti che l'hanno soccorsa, un gesto carico di gentilezza e umanità, ha dichiarato la donna. Ed ora dovremmo avere in collegamento con noi, lo vedo già nello schermo, Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Insomma, partiamolo dalla notizia di oggi, è che è stato aperto l'ultimo tratto della Pedemontana. L'inaugurazione avrebbe dovuto esserci domani, ovviamente spostata, anticipata per non coincidere con i funerali di cui poi parleremo, di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa, accoltellata nella sua abitazione da un kosovaro che si trova ora rinchiuso in carcere. Dunque, ultimo tratto della Pedemontana, la presenza anche del ministro e del presidente Zaia, insomma si conclude questo progetto, quest'opera? Beh, insomma, non si conclude ancora completamente perché mancano alcuni lavori, l'interconnessione con la 4, alcuni caselli, e diciamo che non sono mancate nel corso di questi anni le inaugurazioni. Oggi con la presenza anche del ministro Salvini, maestro di inaugurazioni di opere che vengono fatte, come nel caso di queste o di altre che sono molto più discutibili, mi riferisco al ponte sullo Stretto di Messina, ma diciamo rimane un'opera
di cui dovranno essere verificate realmente diciamo le tariffe, il sistema tariffario che rischia di pesare non poco sui conti delle regioni e sulle tasche dei cittadini, e andrà verificata realmente la percorrenza, cioè quanto i veneti useranno questa infrastruttura. Rimane naturalmente un'opera che da molti anni si aspettava, che oggi raggiunge un suo punto di conclusione, i cui costi però, come è stato rilevato nei mesi scorsi, sono davvero molto alti e peseranno negli anni sul bilancio della Regione Veneto. Ecco, rimane un po' la polemica sul fatto che è una strada sì molto attesa e voluta, però anche molto poco frequentata. Sì, per il momento è così. I dati ultimi che sono stati resi pubblici dicono che c'è un utilizzo in qualche modo in aumento, però non c'è dubbio che non è molto trafficata e i volumi dei traffici non sono così importanti al momento, e questo naturalmente incide sui costi di questa infrastruttura anche per il futuro. Ricordo che poi per tutti i cittadini che sono diciamo dei tratti che maggiormente riguardano l'infrastruttura, erano previste agevolazioni che allo stato attuale non si sono viste. Si sta per concludere quest'anno e se facciamo un bilancio un po' di tutto, che anno è stato? Beh, diciamo che è stato un anno particolarmente difficile, a cominciare dalla situazione internazionale che ha visto il proseguire della guerra in Ucraina e il fatto che se ne è creata un'altra di guerra nel corso degli ultimi mesi, dopo il 7 ottobre, in Medio Oriente, con un conflitto che in questo momento non pare trovare soluzione. È stato un anno difficile sicuramente per anche il nostro Paese, per gli effetti della congiuntura economica. Lo è stato per i cittadini che hanno visto aumentare il costo delle bollette, dei mutui, del carburante e i costi per fare la spesa. E lo è stato per i cittadini veneti che hanno visto come sia sempre più difficile potersi curare anche in Veneto e quanto talvolta purtroppo non riesci a curarti, devi rivolgerti, se hai la possibilità, al privato, se non hai la possibilità devi decidere di non curarti. È stato un anno difficile, io credo, anche per le scelte fatte da questo governo, che non sono scelte all'insegna della crescita, degli investimenti, dell'attenzione ai lavoratori. È stato un anno difficile anche per la nostra regione, ma soprattutto qui mi voglio soffermare sui molti morti che ci sono stati sul lavoro, i molti morti che ci sono stati sulle strade e gli episodi terribili di femminicidio che abbiamo visto nella nostra regione negli ultimi mesi, Giulia Cecchettin, poi Vanessa Ballan, ma per la verità tante altre ragazze che sono state vittime della violenza maschile. Ecco, penso che sia stato un anno complicato per queste ragioni, ma che tutti insieme dobbiamo avere la forza, grazie soprattutto alla grande forza dei veneti, di poterci riprendere e di lavorare per un futuro migliore. Ecco, lei ha parlato dei femminicidi, domani l'abbiamo accennato, ci sarà il funerale di Vanessa Ballan, 6 comuni abbasseranno le serrande, c'è il lutto regionale e lei diceva, aveva detto anche ieri, sui femminicidi non bisogna abbassare la guardia. No, assolutamente no. Questi momenti di dolore pubblico, i funerali, la proclamazione del lutto regionale, sono momenti molto importanti, ma poi bisogna avere la forza di proseguire in questa battaglia. Una battaglia che innanzitutto
fatta di un vero e proprio cambiamento, di una rivoluzione culturale che porti ad una nuova cultura dei rapporti, del rispetto nei confronti delle donne, un nuovo vero e proprio alfabeto delle relazioni che deve cominciare dalla scuola. Ma innanzitutto poi in questo momento è il caso di fare in modo che le donne vengano aiutate, sostenute, chi denuncia venga ascoltata e che ci siano tutte quelle misure che le leggi prevedono di rafforzamento delle indagini in caso di rischi che non possono essere sottovalutati e che ci siano quelle risorse, così come noi abbiamo chiesto e ottenuto nell'ultima legge di bilancio, che servono proprio per contrastare questo fenomeno, soprattutto formando gli operatori della giustizia e delle forze dell'ordine perché si possono riconoscere episodi di questo genere e si possa intervenire presto. Ecco, sulla questione fra l'altro di Vanessa Ballan, il ministro Nordio ha chiesto ai vertici giudiziari una relazione dettagliata sull'intera vicenda, un po' per far luce su quello che è accaduto, forse su quello che si sarebbe potuto fare, se si sarebbe potuto fare qualcosa in più. Penso che abbia fatto bene nell'ambito delle sue competenze a chiedere questa relazione. Su quanto è avvenuto, del resto è stato il procuratore capo che per primo ha parlato di sottovalutazione, poi è stato spiegato perché non era possibile intervenire prima. Quello che io dico, al di là della relazione che ci sarà, che purtroppo non si torna indietro dall'assassinio di Vanessa Ballan, e che però bisogna evitare che altri episodi del genere possano avvenire, quindi al minimo rischio bisogna intervenire, è meglio essere zelanti piuttosto che non procedere verso la tutela delle persone che sono a rischio. E quindi bene la relazione sul passato, ma soprattutto per quanto riguarda il futuro non si abbassi la guardia, si continui con le misure, a cominciare da quelle cautelari, l'utilizzo del braccialetto elettronico e poi naturalmente, come ho detto, una nuova cultura che certo non si costruirà in poco tempo, ma che è davvero l'orizzonte per il quale dobbiamo lavorare. Sta terminando l'anno, si avvicina il 2024, cosa ci si aspetta soprattutto nell'ambito sanitario? Ma purtroppo anche l'ultima legge di bilancio non vede incrementare le risorse per la sanità e questo è un fatto molto grave perché la sanità pubblica è messa a rischio. Se noi pensiamo che la nostra regione è una regione che ha dato i natali a Tina Anselmi, che ha fatto il sistema sanitario nazionale e che questo sistema sanitario nazionale è a rischio, cioè è a rischio la possibilità per tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni, di potersi curare, insomma credo che sia qualcosa di molto pesante. Quindi bisogna intervenire con maggiori risorse, bisogna intervenire con una maggiore programmazione, bisogna intervenire per fare in modo che la sanità pubblica funzioni, che ci siano più medici, che ci siano più infermieri, che le liste d'attesa così lunghe vengano abbattute. Purtroppo anche nella nostra regione si fa un gran parlare di queste cose, ma in realtà segnali concreti non se ne sono visti. Noi l'abbiamo messo in evidenza recentemente presentando tutta una serie di dati riguardo la sanità del Veneto. Naturalmente questo è uno dei temi, io penso che bisogna intervenire con forza sul tema del lavoro e della sua sicurezza, è una questione principale, non si può continuare a morire andando al lavoro. E naturalmente penso che sia il momento per la nostra regione, che è una regione importantissima per l'export, per il turismo, di guardare al proprio futuro con una visione più alta di quella che si è avuto nel corso di questi anni. Noi vediamo una maggioranza molto divisa, un clima da fine dell'impero, ecco, questo rischia di penalizzare il Veneto. C'è bisogno di rendere più forti le nostre imprese, di aiutarle ad essere competitive nei mercati internazionali, di semplificare, di sburocratizzare e tutto questo credo che dovrà essere un impegno per il prossimo futuro.
Grazie davvero ad Andrea Martella, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e buon anno a voi, a tutta la vostra redazione e naturalmente a tutti i telespettatori che ci stanno ascoltando. Grazie. Grazie davvero, grazie. Io vi presento subito gli ospiti che invece ci hanno raggiunto qua in studio. Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, buongiorno. E Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque partiamo magari anche dalle ultime dichiarazioni invece di sindaci come referenti insomma di Fratelli d'Italia e di Lega, insomma ci vuole qualcosa in più per la sanità, come diceva il segretario del Veneto del Partito Democratico, forse se l'aspettano anche un po' i cittadini. Sì. Io? Sì. No, non avevo capito. Sì. Ma adesso vengo anche dalla Paola. No, io effettivamente, poi tra l'altro quando sarà un nuovo governo, le cose funzionano benissimo, era tutto a posto, è stato perfetto, anzi erano tutti felicissimi, ma ironica, no, è proprio triste più che ironica. Cioè, io eviterei magari certe uscite, specie con un ruolo politico di un certo peso. Si parla tanto di collaborare, mi pare che non si perda occasione, ecco, per denigrare il lavoro che sta facendo il governo e che sta facendo e che ha sempre fatto la regione. Tutto è migliorabile e sicuramente ci si deve anche rimboccare nuovamente le maniche, ma credo che nessuno abbia mai allentato. Ci troviamo in un periodo, e non sto dando la colpa, attenzione, alla congiuntura economica, non sto dando la colpa alle guerre, non sto dando la colpa nemmeno al Covid. Però ci siamo trovati in un periodo in cui anche la professione medica ha subito oggettivamente delle nuove sfumature. È necessario sicuramente anche lì trovare il bandolo della matassa ed evitare che magari i medici abbandonino la parte pubblica per passare magari al privato o per altre scelte, ecco, professionali. Non solo i medici, attenzione, perché poi dopo noi parliamo solamente del medico, ma ricordiamo che c'è carenza anche di tutto il personale sanitario. Noi comuni, per esempio, anche con le OS abbiamo le nostre difficoltà, o con gli educatori, per esempio. Adesso un tema è anche quello. Per cui, ecco, io credo che l'augurio migliore che ci si possa fare è che davvero si trovi la maniera giusta per riportare, ecco, non sto dicendo agli antichi fasti, perché credo che ancora oggi la sanità veneta si elevi comunque dalla media nazionale, perché altrimenti non si spiegherebbero anche tante persone che comunque vengono qui a farsi curare, perché c'è ancora questo fenomeno. Però ecco, il fenomeno secondo me è molto più ampio e noi magari ce ne stiamo rendendo conto un po' più tardi, proprio perché eravamo a dei livelli superiori. Quindi ecco, l'augurio è quello di collaborare e di trovare, ecco, la soluzione. Paola. Sì, mi collego anch'io con quanto diceva Marco, proprio perché siamo in situazioni in cui proprio le professioni sanitarie abbiamo difficoltà ad avere anche ragazzi che scelgono la tipologia di professioni sanitarie, e con questo appunto quelle che segnalava Marco come gli operatori sociosanitari, ma anche i tecnici della prevenzione, perché ricordiamo che anche un aiuto alle nostre aziende avviene anche attraverso quell'attività ispettiva che serve anche per aiutare l'azienda ad avere determinate tipologie di parametri. Chiaramente sono in una situazione in cui abbiamo difficoltà proprio di iscrizione anche di personale. Soprattutto voglio anche ricordare che quando un ragazzo poi sceglie una facoltà universitaria deve avere anche dei servizi per potersi fermare. Qui tutta quella politica anche legata poi all'abitare e ovviamente a quelle che sono anche delle modifiche anche nel pensiero che avevamo anche avevamo prima, ma che naturalmente ci portano a modificare anche delle nostre abitudini, perché poi uno studente quando sceglie una propria facoltà universitaria vorrebbe avere dei servizi da vicino, e questo ci consente anche di poterli tenere nel nostro territorio e poter investire su di loro. Al di là di quello io vorrei ricordare anche tutti i trasferimenti che comunque dal Ministero sono arrivati per determinare determinati interventi sui nostri territori, perché lo vediamo anche noi nei bilanci del sociale. Io adesso vado a chiudere il nostro bilancio guardando che sul sociale su 800.000 euro una parte sicuramente cospicua, al di là di 200.000 che sono arrivati dalla Regione, altri 170 sono arrivati dallo Stato centrale, quindi comunque
un ministero che cerca anche di investire sul territorio con delle progettualità che naturalmente adesso dovranno essere un po' più calate su quelle che sono le necessità più attualizzate che abbiamo nei territori. Io credo che comunque la Regione Veneto, anche rispetto alle attrezzature, con questo vado anche a dire quella che è l'attività che poi anche gli studenti universitari devono imparare, ricordo che una volta non avevano l'opportunità di fare anche un'analisi, un'indagine pratica proprio con delle strumentazioni e dei macchinari anche all'avanguardia, cosa su cui invece la Regione del Veneto ha investito, e ricordo che è solo nel pubblico che determinati tipi di intervento vengono fatti con determinati specialisti, cosa che ovviamente non è possibile anche nella parte del privato. Credo che sicuramente non nascondersi dietro a tutto quello che invece è stato un investimento nel territorio non sia corretto, anche perché all'interno dell'ambito regionale abbiamo anche delle aziende ospedaliere di un certo livello. Allora, ti fermo solo un attimo perché vedo sullo schermo il nostro Federico Fusetti, perché oggi è stato inaugurato l'ultimo tratto della Pedemontana. Federico, non so se mi senti, buongiorno. Buongiorno, ti sento bene Daniela, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ospiti, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Malo, sono in compagnia di Andrea Benetti, siamo a Malo e alle mie spalle questa galleria che vedete è una galleria di servizio, perché in fondo ci sono 800 metri circa che abbiamo percorso a piedi io e Andrea, in fondo alla quale c'è invece la galleria principale che verrà aperta domani, quindi l'ultimo tratto di cui parlavi Daniela, circa 20 chilometri che collegano Malo con Montecchio, quindi l'ultimo tratto della Pedemontana, che verrà aperta ufficialmente domani. L'inaugurazione è stata anticipata a oggi, ma l'apertura alle macchine rimane per domani, anticipata a oggi perché domani è il giorno di lutto regionale per i funerali che verranno celebrati di Vanessa Ballan. Allora, tornando a quello che è accaduto oggi, inaugurazione dell'ultimo tratto, come dicevo, una ventina di chilometri, Pedemontana che insomma ormai lo sappiamo unisce le province di Treviso e di Vicenza. Molto contento il sindaco di Malo, siamo qui in territorio di Malo per l'apertura di questa strada, un po' meno il sindaco di Montecchio perché manca ancora al completamento totale una sorta di bretella che unisca la Pedemontana alla A4. Sindaco di Montecchio arrabbiato non tanto con la regione o con il ministero, ma arrabbiato con l'autostrada A4 proprio perché quest'ultimo tratto verrà completato solo a marzo, quindi da oggi a marzo c'è il pericolo di intasamenti, incolonnamenti e tanto traffico. Un'inaugurazione che ha visto la presenza sia del governatore Zaia che del ministro per le infrastrutture Matteo Salvini, quindi insomma l'importanza dell'opera ovviamente con tanti sindaci, sono 37 i sindaci coinvolti dall'opera e erano quasi tutti presenti anche oggi. Matteo Salvini che poi ha parlato a 360 gradi di politica, di autonomia, il 2024 sarà l'anno dell'autonomia, lo ha ribadito, ha parlato di Bob dicendo che entro l'anno lui si è impegnato affinché parta il bando per la costruzione della pista e ci crede, quindi a quanto pare insomma è ancora in corsa per quest'opera, nella speranza che non venga sottratto nulla a Cortina, ha ribadito. La rielezione di Zaia per la Lega è una cosa dovuta perché rispecchia e rispetta soprattutto la democrazia. Infine Salvini ha anche affrontato questa polemica che oggi è stata nuovamente innescata da Flavio Tosi, coordinatore di Forza Italia in Veneto, e che ha detto in un'intervista alla Stampa, se dovesse essere rieletto Zaia si tornerebbe al ventennio, una frase che Salvini ha commentato senza fare troppa polemica dicendo che non capisce perché Tosi dica questo, è un sottrarre democrazia se si dovesse limitare il numero di mandati dei governatori. La posizione della Lega è netta, poi io un po' l'ho incalzato dicendo ma ministro insomma parlare di ventennio è una frase forte e lui stava per rispondere, poi mi ha guardato e ha detto no, non voglio fare polemica, simile alla reazione anche di Zaia che
che ha risposto non so nulla di questo, non ne parlo, e quindi ha lasciato cadere questo discorso. Ecco, un po' questo il riassunto, poi ovviamente nei nostri telegiornali anche tutte le immagini e le altre interviste, sindaci, ministro, Zaia, eccetera. Daniela, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie davvero a Federico Fusetti. Ovviamente, come ha detto, nel corso dei nostri telegiornali ci saranno ovviamente servizi ampi sull'inaugurazione dell'ultimo tratto della Pedemontana. Grazie davvero Federico, noi andiamo avanti. Quindi a questo punto un commento veloce, perché sono tanti gli argomenti di cui trattare. Anche questo, insomma, è un po' una polemica con la frase di Tosi rispetto, insomma, a un altro mandato del governatore Zaia. Ma io credo, al di là del fatto che non mi riguarda poi così da vicino, ecco la cosa, però credo che non ci si possa aspettare altro da Tosi. Adesso è anche inutile nascondersi dietro a un dito, sappiamo benissimo i trascorsi leghisti di Tosi, cos'è successo con Tosi. Secondo me ci sta anche che nel momento in cui diventa lui il coordinatore regionale di un altro partito possa esserci questo tipo di dialettica elettorale. Sono altrettanto convinto che qualunque cosa poi si deciderà di fare, la coalizione di centrodestra prenderà la decisione migliore e andremo tutti quanti uniti. Questo ne sono assolutamente convinto. Ci sarà poi un governatore di Fratelli d'Italia? Ma io me lo auguro chiaramente, però sono di parte, quindi e sapete anche chi tifo. Sorride Paola Roma. No, vabbè, però insomma, allora, parlare di ventennio sicuramente è fuori luogo, ma anche parlare di regno potrebbe essere fuori luogo, quindi adesso non fossilizziamoci anche su... No? C'erano dei monarchi che tagliavano le teste, quindi insomma, non credo che sia bello, no, parlare. Per cui ecco, io credo che ci stia nel dibattito politico. Credo che sia giusto anche comunque, io sono per il ricambio dopo un po', perché poi dopo, e attenzione, io stimo il nostro governatore e sono convinto che abbia fatto bene, però è vero anche che non sarebbe il terzo, sarebbe il quarto di mandato, questo magari si dice poche volte, ma il primo l'ha fatto, il secondo e il terzo erano quelli, no, con limite di 2 mandati, e adesso questo sarebbe il quarto, per cui quando parla di ventennio probabilmente ne parla in questo senso. 4 per 5, teoria fa 20. Paola. Ma io la vedo, farei un appunto rispetto anche alla situazione dei comuni, perché anche i sindaci, c'è la situazione dei comuni sotto i 15.000 abitanti e quindi del discorso del terzo mandato. Io credo che siamo in una democrazia e quindi sì, i cittadini, sia per i governatori che anche per quel che riguarda i sindaci, sono loro che votano e che quindi scelgono ovviamente chi li rappresenta. Credo che sicuramente un cittadino non sbaglia a scrivere nel momento in cui scrive un cognome, un nome rispetto al sindaco o al governatore che lo rappresenta. Quindi credo che nell'esercizio della democrazia sia corretto che sia proprio il cittadino a stabilire se effettivamente uno ha lavorato bene oppure non ha lavorato abbastanza bene per avere una riconferma. Dall'altra parte mi permetto solo di dire che solitamente non sono abituata, ma per quello che ritengo sia la correttezza di uno che appartiene ovviamente a uno schieramento politico, chiaramente di sputare nel piatto in cui si è mangiato. Pertanto uno non può non condividere determinate idee, ma sicuramente magari prende un'altra strada e non credo che insomma sia nelle situazioni ovviamente più idonee nel rispondere rispetto ovviamente a quello a cui uno ha appartenuto. Ecco. Però io credo che il problema di base, ma non per giustificare l'uno o l'altro, sia che effettivamente il limite di 2 mandati l'abbia introdotto Zaia. Cioè la dicotomia è questa, perché altrimenti secondo me noi sindaci ce lo siamo trovato il limite dei 2 mandati. Ci hanno detto guardate, potete fare i 10 anni. Però è vero anche che si può cambiare idea, quindi no, solo gli scemi non cambiano idea. Per cui secondo me una volta che verrà sistemata sta cosa qua... Sì, io mi permetterei solo di aggiungere una cosa, e questo lo faccio rispetto ai sindaci ma anche ai governatori. Voglio dire, le congiunture che sono accadute tra una situazione di emergenza sanitaria, poi l'emergenza legata alla parte della guerra, poi l'emergenza economica. Credo che vivere delle emergenze, sempre in emergenze come sono state vissute in questi anni, credo che sia
accaduto in questo momento particolare, e credo che quindi anche tutte quelle opportunità che l'amministrazione voleva portare avanti sono andate ritardandosi rispetto alle emergenze da gestire. Quindi credo sia ovviamente corretto anche fare questo tipo di valutazione, perché una congiuntura perfetta con 3 emergenze anche insieme da dover gestire, credo che un amministratore non abbia avuto magari in determinati casi, e qui lo parlo anche a livello di sindaci, una opportuna valutazione, proprio perché questa situazione di emergenza continua ha dovuto far spostare le priorità dell'amministrazione successivamente. Assolutamente vero. Ecco. Spiegatelo alle minoranze però, io lo spiego alle mie, cerco di spiegarglielo ma non sentono, però. Chiusa la pagina politica. Oddio, vedo la Valentina Visentin sullo schermo da Padova, perché è stato il bilancio di quest'anno da parte dei Carabinieri, quindi si parla di sicurezza. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, ma soprattutto si è parlato di violenza di genere, perché il dato che emerge dal bilancio di fine anno è un aumento delle denunce e soprattutto purtroppo un aumento delle violenze sessuali avvenute nella provincia di Padova nel 2023, con un più 22% di violenze sessuali. Crescono leggermente anche i maltrattamenti in famiglia, più o meno stabile il numero degli atti persecutori. Ma quello che è importante sottolineare è che negli ultimi 2 mesi c'è stata anche un'importante attività non solo di emersione, perché tante donne dopo le vicende tristi e note di Giulia Cecchettin hanno deciso di denunciare, ma c'è stato anche un aumento dell'attività di contrasto con numerosi arresti, allontanamenti dalla casa familiare, quindi misure cautelari, e anche denunce da parte dei Carabinieri di uomini maltrattanti e violenti che hanno commesso tutti quei cosiddetti reati spia, che sono appunto una spia per poi femminicidi e reati ben più gravi. Quindi c'è stato un aumento degli arresti negli ultimi 2 mesi, tra novembre e dicembre, così come delle denunce di uomini violenti. In generale poi, se consideriamo tutti i reati, nel 2023 c'è stato un leggero calo rispetto al 2022 dei reati, con meno 2%, anche se nell'ultimo periodo, nell'ultimo mese di dicembre, c'è stata una recrudescenza per quanto riguarda i furti in abitazione, tanto che i Carabinieri del Comando Provinciale di Padova ad inizio dicembre hanno arrestato una banda di predoni albanesi che stava saccheggiando le case della bassa padovana. Si sono ricordati anche poi alcuni omicidi che ci sono stati nella Padovano nel corso dell'anno, come uno straniero ucciso in un'abitazione di Pernumia, oppure l'accoltellamento con l'uccisione di un giovane albanese in un appartamento di Padova, o il caso eclatante dello stalker che in vicolo Castelfidardo qui a Padova a luglio era andato ad importunare la moglie e poi aveva cercato di investire ferendo gravemente un carabiniere ed è stato ucciso poi dall'intervento di un altro militare che stava difendendo il collega. Queste le vicende di cronaca, oppure il femminicidio di Tombolo con una 56enne romena soffocata da un inquilino del suo appartamento. Questi sono stati i casi di cronaca più eclatanti ricordati in questa conferenza stampa. I Carabinieri hanno voluto poi prestare e puntare l'attenzione anche sul fenomeno delle truffe agli anziani, con le attività di prevenzione, di avvicinamento degli anziani per sensibilizzarli ad evitare di incorrere in queste truffe. Poi l'attività di repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti è avvenuta anche nelle scuole, con numerosi controlli e sequestri di sostanze stupefacenti. Questo per quanto riguarda il bilancio del Padovano per il 2023. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Valentina, grazie, buon lavoro. Noi invece continuiamo a parlare con gli ospiti e di un'iniziativa molto interessante che abbiamo sentito da Ponte di Piave, che i negozi sfitti, locali sfitti, la priorità verrà data ai giovani, importantissimo per dare delle opportunità a questi giovani, ma anche ai disabili. Sì, l'opportunità che abbiamo voluto porre in essere è un po' in linea con quegli investimenti che l'amministrazione ha voluto fare. In particolare questo bando va a dare più punteggio ai ragazzi appunto di 18 anni, a persone che con disabilità vogliano appunto immettersi in questa nuova attività, e dà l'opportunità anche a quella fascia intermedia di poter avere un aiuto nella prima anche apertura. Questo perché abbiamo ritenuto che la finalità sociale rispetto a questo vada soprattutto in quelle situazioni centrali
dove appunto diventa anche una situazione sociale oltre che di situazione di degrado, e ovviamente in un investimento che l'amministrazione ha valutato farsi dopo aver fatto una serie di iniziative. Le prime nascono su un'opportunità nata con Cofidi, che ha coinvolto i 14 comuni dell'Opitergino Motense, che ha visto proprio avvicinarsi a quel bando dei ragazzi giovani. Voglio ricordare che anche nelle ultime 2 attività che sono state aperte nel comune di Ponte di Piave, una storica fioreria, un ragazzo di 23 anni e sempre una ragazza di 22 per quello che riguarda appunto anche un'attività legata alla gelateria. In quel caso hanno proprio degli aiuti proprio per l'anticipo fatture e su quelle interventi di efficientamento anche energetico all'interno ovviamente della struttura. In questo caso si vuole dare quell'opportunità di poter riaprire ovviamente con un'opportunità maggiore, quindi sono stati previsti dei punteggi maggiori ovviamente per la fascia dei 18enni, ma anche dai 18 ai 30 anni un quoziente ulteriore, più anche la parte relativa anche a quella disabilità che soprattutto si riteneva potesse essere anche utile poter fare anche rispetto a chi ha condizioni ovviamente di svantaggio. Questo perché anche attraverso l'opportunità delle leggi 68 potesse esserci delle opportunità anche rispetto alle detrazioni, a quelle opportunità maggiori che possono essere poste in campo di rivitalizzare il centro. Questo perché anche per le persone anziane ci possano essere anche nei piccoli centri agglomerati delle opportunità di avere quel piccolo negozio di vicinato. Quindi il bando è un po' stato calmierato su quella volontà di far rinascere, ma soprattutto anche nel contesto sociale, la situazione all'interno proprio del centro abitato. Ecco perché magari in breve, così dopo chiederò anche al sindaco di Spedano la stessa cosa. Ci sono tanti locali che sono rimasti sfitti nell'ultimo periodo? Ma sicuramente non solo nell'ultimo periodo, ma anche su quel tipo di attività. Parlo per esempio anche nel centro di Ponte di Piave, che poi ha avuto l'opportunità di avere delle aste, quindi delle vendite rispetto a delle riqualificazioni. Ricordo per Ponte di Piave per esempio l'ex albergo all'Angelo, che appunto adesso sarà il frutto di una ristrutturazione da parte del privato. Ma in altre situazioni da notare anche quelle attività che, come dicevo prima, non c'erano più, come per esempio la fioreria, ed averla riaperta a Ponte di Piave è sicuramente un ottimo successo, anche e soprattutto perché i ragazzi giovani si sono messi ovviamente a disposizione per quella comunità che devono riconoscersi come propria, anche per dei servizi che possono essere dati proprio a misura per le persone anziane. Dall'altra parte credo che anche questo piccolo primissimo obiettivo che ci siamo dati, perché poi con gennaio avremo delle ulteriori opportunità sempre legate ai Cofidi, a quell'opportunità di investimento, vogliamo anche dare delle opportunità maggiori anche di messa insieme di finanziamenti, che può essere legata a questa, ma anche a quella, come dicevo, dell'anticipo fatture, piuttosto che a un investimento proprio legato al restauro proprio dell'immobile, proprio per la parte di efficientamento energetico, che vanno in linea anche con il PAESC, perché anche noi abbiamo sottoscritto il patto ovviamente legato all'efficientamento energetico legato ai sindaci con la provincia, ma da una parte abbiamo le scuole che stanno investendo anche con controlli che i ragazzi fanno attraverso il progetto Together, di controllare anche lo spreco e ovviamente di limitare anche l'utilizzo rispetto a questo, e dall'altra parte ci sono anche degli obiettivi che hanno anche le aziende. In questo caso vogliamo proprio partire dalle piccole attività commerciali, proprio per cercare ovviamente di essere anche un po' più vicini al cittadino e magari ovviamente diciamo per quella fascia di persone anche anziane che magari accedono ai piccoli negozi di vicinato. Marco, un'iniziativa carina, insomma, il dare la possibilità non solo ai disabili ma ai giovani, tanti giovani, e sembra che stiano rispondendo insomma in maniera importante, di poter iniziare un'attività propria, che non è facile, insomma, diciamolo. Assolutamente sì, io faccio i complimenti a Paola perché è un'iniziativa di assoluto rilievo. È chiaro che ogni territorio ha le proprie peculiarità, per cui lo dico sempre alle mie minoranze che le amo, no? Le adoro, no? Adesso, ma perché non te fa? Perché non te fa? Ognuno fa le proprie considerazioni, le proprie scelte. Io ricordo che per il 5° anno di seguito il Comune di Spresiano rifinanzierà le scuole dell'infanzia. Noi abbiamo deciso di fare una politica guardando molto in là, no? E cercando di scolarizzare il più possibile tutti i nostri cittadini, piccoli cittadini, per evitare che vi sia intanto una decrescita per quanto riguarda il numero degli studenti iscritti agli istituti scolastici, che non abbiamo riscontrato sinora, e poi per tenere un livello alto in modo tale che poi dopo gli studenti possano anche arrivare formati alle scuole più alte in grado. Detto ciò, sui giovani è giusto investire, è sacrosanto investire, ed è sacrosanto investire sui disabili.
è un nuovo modo questo di investire sui disabili, quindi non solo il sostentamento nudo e crudo, ma una vera inclusività, per cui io quoto appieno e adesso mi informerò se in qualche maniera anche noi potremo mettere in campo alcune cose. È chiaro che anche il sistema di investimento sui giovani cambia di paese in paese. Noi per dire, anche di fascia di età in fascia di età, noi per esempio ci stiamo concentrando sul 14-18, che è una fascia d'età che non riguarda di certo l'inizio di un'attività lavorativa, ma magari la può certo, sicuramente precedere, e quindi stiamo puntando molto sulla prevenzione in quel senso. Abbiamo lo spazio ZAG che sta funzionando molto, ricordo che lì abbiamo vinto un bando, siamo stati gli unici in Veneto a vincerlo, per cui anche Spresiano, no? Ogni tanto vince qualcosa, e scherzo chiaramente, e vedo che l'attività sta andando bene. Adesso inizieremo anche con un corso da DJ quest'anno, abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto parkour, abbiamo fatto skate, abbiamo fatto storytelling, abbiamo fatto di tutto e di più, e quest'anno faremo il corso da DJ, quindi stiamo cercando, ecco, di tenere i ragazzini il più possibile distante dalle brutte idee e di coinvolgerli in cose positive. Prima di chiudere, visto la pubblicità, prima di salutare i miei ospiti, Sindaco, un fatto di cronaca. Purtroppo è venuta a mancare una sua concittadina, 78enne di Spresiano, che è morta all'ospedale Maggiore di Bologna. L'ha saputo. Insomma, stava andando probabilmente a un pranzo di Natale, visto che purtroppo nella macchina abbiamo sommesso che abbiamo trovato i regali. È una notizia, insomma, che fa male ancora, perché l'ennesimo incidente stradale. Sì, io sono stato al telefono con Enrico, il figlio della signora, ieri sera, e non avevo collegato subito che fosse la mamma, quindi conosco bene il figlio e anche la moglie e anche le 2 nipotine. È stata una tragedia, anche perché poi Anna Maria era una persona con una vitalità e con una forza incredibile, e io i dettagli chiaramente non li conoscevo, non abbiamo parlato di quello assolutamente. Certo. Però anche io, leggendo i giornali, ho visto che c'erano i regali, stava venendo a trovare appunto figlio, nuora e le nipotine per Natale. Lei viveva da un'altra parte ed era... Sì, lei viveva a Visnadello, poi adesso non so se si fosse trasferita, e sì, non ho contezza della cosa, però stava venendo su a trovare i parenti, e quindi... Sì, oltre al male che già di per sé fa un incidente automobilistico, pensare insomma che fosse una nonna che stava andando a portare i regali alle nipotine credo sia molto toccante, ecco. Io ringrazio, grazie davvero a Marco Della Pietra per essere stato con noi, grazie anche a Paola Roma, grazie davvero, insomma li riavrò sicuramente anche in alcune altre prossime edizioni, grazie davvero a voi. Io mi fermo, pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio, torneremo a parlare di nuovo del femminicidio, ma da un punto di vista giudiziario. Siamo tornati in studio, vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto, l'avvocato Stefano Pietrobon del Foro di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a lei e buone feste. Grazie anche a lei, e parliamo però purtroppo, ne stiamo parlando davvero tanto, ma perché, come dicevano insomma non solo i politici ma tutti, non bisogna mai abbassare la guardia. 2 femminicidi in Veneto nel giro di poco tempo, l'ultimo appunto di Vanessa Ballan. Qualcosa non è andato bene, c'è stata un po' una falla, possiamo chiamarla così, anche se proprio non è così, anche insomma detta dal procuratore, dal capo della procura di Treviso. Si può fare, avvocato, qualcosa in più sia a livello di magistratura ma anche e soprattutto a livello legale? Gli avvocati possono fare qualcosa di più in questi casi? Tutti possiamo fare qualcosa di più, ciascuno nel proprio ambito ovviamente, nelle proprie competenze. Se vogliamo partire dalla fine, cioè dall'avvocato, perché l'avvocato alla fine interviene, nel senso che a volte la persona offesa, la donna, nella stragrande maggioranza dei casi, promuove la denuncia autonomamente, non sempre transita per un ufficio, uno studio legale, a volte si rivolge a degli uffici antiviolenza, il Telefine Rosa, questo tipo di strutture, o direttamente in procura o presso l'autorità di polizia giudiziaria.
E diciamo che l'avvocato, nel momento in cui è interessato alla vicenda, ha il compito di sollecitare eventualmente l'adozione di provvedimenti o comunque un approfondimento investigativo se la querela non è completa, e quindi diciamo, seguire e assistere la persona perché venga tutelata e perché vengano applicate le misure che potrebbero, e uso purtroppo il condizionale, potrebbero evitare l'aggravarsi delle persecuzioni o addirittura questi agiti purtroppo omicidiari che a volte concludono questo percorso di violenze e di persecuzione. Ecco, noi abbiamo parlato di Vanessa Ballana, abbiamo parlato ovviamente tanto di Giulia Cecchettin, ma ricordiamo che i femminicidi sono stati tanti in Italia, troppi, ma non solo, perché abbiamo in apertura dato notizia di una studentessa che aveva ricevuto, insomma, che è stata molestata, si è rivolta alla questura. Tanti casi di abusi alle donne sono aumentati quasi. Lei transitano anche, insomma, le vittime, non solo le vittime, ma anche le vittime che chiedono aiuto. Sì, certo. Questo aumento che potremmo definire quasi esponenziale delle violenze, quantomeno degli episodi di violenza che arrivano all'attenzione delle autorità giudiziaria e degli organi di informazione. Proprio l'altro giorno riflettevo, forse con lei, del cercare, io non sono un sociologo, ma cercare delle spiegazioni di questa recrudescenza. È molto significativo il fatto che l'episodio che purtroppo ha interessato la povera Vanessa sia accaduto quando già ormai tutti avevamo in qualche modo metabolizzato la vicenda della Giulia. Sì. Questo francamente lascia tutti noi sconcertati, perché si vorrebbe o si penserebbe che questi episodi dovrebbero avere, diciamo, un effetto dissuasivo nei confronti delle persone che potrebbero porre in atto questo tipo di condotte. Così non è. E il fatto di chiedersi se la pubblicità, che è lodevole naturalmente, non è che si vuole chiedere una maggiore attenzione da parte degli organi di stampa, però questa divulgazione di questi episodi può forse ingenerare degli atti emulativi, vogliamo chiamarli così, cioè queste persone che maturano diciamo, sentimenti di rivalsa, di vendetta nei confronti spesso della persona con la quale hanno avuto una relazione sentimentale, traggono da esempi della cronaca un incoraggiamento o appunto delle indicazioni a livello ovviamente psicopatologico per porre in essere agiti come quelli in questo caso della Vanessa. Però mi fermo qui, nel senso che è una domanda certo. Delicata, perché coinvolge naturalmente la libertà di stampa, la necessità che la pubblica opinione sia resa edotta della vastità del fenomeno, ma al tempo stesso quanto può questa divulgazione incidere sullo fenomeno stesso. Non lo so. Ecco, avvocato, il ministro Nordio aveva detto poco dopo, insomma, l'omicidio di Giulia Cecchettin, prima ancora di quello di Vanessa Ballana, aveva detto le leggi ci sono, bisogna farle rispettare, perché si chiedeva ma ci può essere un inasprimento maggiore. Lui dice le leggi ci sono in realtà, però ad esempio ci sono dei provvedimenti che un po' destano un po' di, qualcuno dice sì, ma il famoso provvedimento di non avvicinamento alla vittima, però se poi non viene controllata la persona è difficile. Allora sì, la sua domanda, diciamo, involge due aspetti. Uno è sulla idoneità della strumentazione, dell'armamentario giudiziario, legislativo che può servire ad arginare il fenomeno. L'altro è sull'efficacia di questi strumenti. Gli strumenti effettivamente ci sono, perché il divieto di avvicinamento, l'obbligo di allontanamento nel caso in cui la violenza maturi all'interno di relazioni sentimentali, di consorzi familiari, dovrebbe bastare. Sappiamo, e l'abbiamo visto, mi pare che nel caso di Vanessa, adesso non voglio addentrarmi non conoscendo
nel dettaglio la vicenda, quella della povera Vanessa, aveva subito una perquisizione, mi pare, in ottobre, e quindi aveva cessato, diciamo, queste sue persecuzioni, atteggiamenti persecutori, però poi in realtà ha messo in atto il gesto estremo. Quindi il divieto di avvicinamento nei confronti di certe persone è evidentemente inefficace. Ci sono, ma sarebbero richiesti degli strumenti molto più invasivi. Il braccialetto elettronico è sicuramente un ottimo strumento ed è previsto, tra l'altro l'ultima legge che ha modificato una serie di norme in materia di tutela contro la violenza di genere, hanno non solo inasprito le pene, ma hanno previsto l'adozione degli famosi strumenti elettronici, tra i quali il braccialetto elettronico. Vengono adottati, purtroppo dobbiamo constatare, lo vedo nella mia esperienza, ma mi confronto con tanti altri avvocati o operatori del sistema, a volte vi sono degli atteggiamenti di non sufficiente attenzione da parte dell'autorità di polizia e dell'autorità giudiziaria, nel senso che vengono sottovalutate determinati segnali, ne ho la prova. Cito un esempio, ma non un esempio specifico, un esempio di motivazione con la quale l'autorità giudiziaria non adotta determinate iniziative. Specie riguarda il caso delle violenze di genere che maturano nell'ambito di una relazione sentimentale o nell'ambito di un consorzio familiare. Spesso nel corso di un giudizio di separazione o di divorzio, nel quale si maturano degli atteggiamenti conflittuali. Le separazioni spesso, anche senza arrivare a questi esiti, hanno delle caratteristiche di particolare virulenza. Vengono presentate delle denunce da parte della moglie, della donna normalmente, e vengono sottovalutate perché, e si legge nelle motivazioni con le quali vengono chieste addirittura le archiviazioni, il clima di conflittualità tra i coniugi rende poco credibile la deposizione della persona offesa. Cioè il fatto che vi sia un conflitto in atto può, secondo questa prospettazione, indurre la donna a presentare delle denunce non credibili, delle denunce forzate, e che quindi vengono sottovalutate, purtroppo con le conseguenze che spesso dobbiamo constatare. E questo è un rimprovero che non può che essere mosso nei confronti dell'autorità giudiziaria. Il procuratore della Repubblica ha fatto una sorta di mea culpa con riguardo all'episodio della povera Vanessa, addirittura indirizzando la sua censura nei confronti di un singolo sostituto procuratore che è stato anche poi identificato sugli organi di stampa. Mi permetto di osservare che un certo modo di procedere non è nato nel dicembre del 2023, ma dura da anni. E il procuratore della Repubblica ha per legge un potere di controllo sull'operato dei suoi sostituti, e quindi mi chiedo, questa metodologia di valutazione e di non adozione di provvedimenti è sfuggito in tutti questi anni al procuratore della Repubblica? Ma non voglio dire che la colpa debba essere identificata necessariamente nel capo della procura, ma che ciascuno di noi porta delle responsabilità, evidentemente. E quindi non dico chiedere scusa, però forse questo intervento, per carità apprezzabile, però manca forse di un passaggio ulteriore, e cioè un'assunzione propria, personale di responsabilità e un'offerta di scuse nei confronti dei parenti della povera Vanessa e in generale di tutti coloro che soffrono queste condotte. Avvocato, sappiamo insomma che sono aumentate le richieste di aiuto da parte di famiglie, da parte delle donne, da parte dei genitori, magari di giovani ragazze che vengono in qualche maniera insomma molestate dai propri fidanzati o ex fidanzati. Quando una vittima viene da lei come legale, che cosa, perché c'è ancora un po' di pudore nel dover raccontare magari... Sì, è vero, è nella letteratura trattato questo argomento, cioè la persona offesa
rischia nel presentare una denuncia quella che si chiama nel gergo la vittimizzazione secondaria, cioè di subire una seconda, diciamo, aggressione alla propria sfera personale, intima, psicologica, nel dover disvelare anche atteggiamenti, condotte sessuali o proprie responsabilità, per esempio non aver saputo troncare prima una determinata relazione per la vischiosità di certe relazioni affettive, per problemi economici. Non dimentichiamo che la dipendenza economica della donna è ancora un grosso problema nella nostra società, che si vuole essere la più civile di tutte e che vorrebbe ergersi ad esempio per tanti altri paesi ed altre culture. In realtà ancora adesso si dice che per raggiungere la parità di genere ci vorranno 132 anni. Non so come sia stato calcolato questo dato, ma è un fatto che, ecco, questo rischio della donna di dover subire nuovamente, diciamo, può trattenerla dal... L'avvocato può tranquillizzarla fino a un certo punto, nel senso di rassicurarla sulla possibilità che ci siano anche aggressioni e altre, ma nel caso della Vanessa io avrei potuto tranquillizzare la Vanessa dicendo no, ma guardi, dopo la perquisizione, mi pare dell'ottobre, non si è più ripresentato, vuol dire che ha capito. Non è stato così. Noi dobbiamo capire, quindi, ma anche capire la fondatezza a volte della denuncia, ecco, perché a volte le denunce effettivamente sono strumentali, e una denuncia strumentale presentata da una donna che la utilizza per poi nel giudizio di separazione finisce per danneggiare tante altre donne che invece la denuncia. Io sono arrivata al termine, lo vedo perché mi stanno continuando a segnalare che devo chiudere, però avvocato, proprio in brevissimo, su questo fenomeno anche i legali, insomma, si stanno un po' diciamo, mi passi la parola, riorganizzando, cercando di, insomma, di fare anche un passo in più? No, ecco, no. Questo volevo chiederle. Il Consiglio dell'Ordine di Roma ha fatto una festa di Natale dell'Ordine facendo salire sul palco 4 ragazze in abiti oltremodo succinti, e questo dopo l'episodio della Giulia Cecchettin. Questo per la festa di Natale. E il Presidente dell'Ordine degli Avvocati si è giusto, invece di scusarsi per una iniziativa che praticamente stonava con il clima che si era creato, si è voluto addirittura giustificare. Avvocato, io la ringrazio, poi insomma spero di averla davvero ancora con noi, perché ci sono tanti aspetti ancora, ci sarebbe da trattare. Molto da lavorare, molto da lavorare. Grazie davvero, avvocato. Grazie a lei. Siamo arrivati al termine, quindi vi lascio, ci sono le previsioni del tempo e subito dopo il film Io non sono qui, e l'appuntamento ovviamente per la prima edizione domani. Grazie, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La tendenza ci dice che la pressione atmosferica potrebbe cedere lievemente. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 28 dicembre. Sul Veneto avremo nubi basse e nebbie che saranno ancora dominanti, come ci mostra la grafica. Tuttavia non è escluso qualche sprazzo di sole nelle ore centrali della giornata. Le temperature saranno stazionarie, minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 6-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà ancora grigio e nuvoloso, con riduzioni della visibilità frequenti. Temperature minime tra 2 e 8 gradi, massime sui 7-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo molte nubi ovunque, tuttavia sarà possibile qualche schiarita, specie sui settori settentrionali della regione. Temperature minime tra -3 e 2 gradi, massime sui 5-7 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.